Forte prese di posizioni per il polo universitario di Agrigento, gli interventi del cartello sociale, interrogazione al ministro dell'università dell'onorevole Ida Carmina. L'Aquila apre i festeggiamenti per Capitale Italiana della Cultura 2026 con una diretta su Rai 3, ennesima beffa per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Open Day ieri all'Istituto Rita Levi Montalcini e alla Margherita Hack di Agrigento. Il questore di Agrigento Palumbo sospende un'attività in centro città per somministrazione di bevande alcoliche a un minorenne, operazioni dei carabinieri in provincia per il controllo del territorio. Convention di Forza Italia a Palermo, oggi alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani, con il presidente della regione Schifani, da 30 anni presenti nel territorio. Nuova allerta meteo della protezione civile in Sicilia. Panoramica degli avvenimenti sportivi della domenica. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 17 gennaio, sabato. Continuano le prese di posizioni per il polo universitario di Agrigento, gli interventi del cartello sociale e un'interrogazione al ministro dell'università da parte dell'onorevole Ida Carmina. Il nostro approfondimento. Il cartello sociale della provincia di Agrigento esprime forte preoccupazione e netta disapprovazione per le dinamiche politiche che continuano a impedire al Consorzio Universitario Empedocle di recuperare la piena agibilità operativa. Il perdurare dello stallo istituzionale sta infatti bloccando l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e rischia di compromettere in maniera irreversibile il futuro di Equa, già oggi alle prese con una situazione finanziaria estremamente grave. In questo scenario il cartello sociale, formato dai rappresentanti della CISL, CGIL, UIL e l'unità pastorale della diocesi, ritiene indispensabile un intervento immediato del Comune di Agrigento, che in qualità di socio di maggioranza ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità, attivarsi concretamente per sbloccare una situazione che non è più sostenibile. Il 2025, anno in cui Agrigento ha rivestito il titolo di capitale italiana della cultura, non può e non deve concludersi con il fallimento del Consorzio Universitario Empedocle. La sua sopravvivenza rappresenta una condizione essenziale per la tutela del diritto allo studio, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell'intero territorio. Il cartello sociale auspica pertanto un cambio di passo immediato, decisioni chiare nell'interesse della comunità agrigentina e delle future generazioni. Ricordiamo che il cartello sociale di Agrigento ha già incontrato il prefetto Caccamo al fine di illustrare le criticità del polo di Agrigento e le forti preoccupazioni per i lavoratori che potrebbero perdere il loro posto di lavoro. Sulla vicenda del CUPA di Agrigento interviene oggi l'onorevole Ida Carmina, che afferma: ho depositato un'interrogazione al Ministro dell'Università e della Ricerca sulla grave paralisi dell'Equa. Non siamo di fronte a problemi tecnici, ma all'ennesima guerra di potere che sta bloccando la governance del consorzio, mentre a pagare il conto sono gli studenti. Dopo essere stata nominata la governance dell'Equa, continua Ida Carmina nella sua interrogazione, dimissioni, veti incrociati, antipatie politiche, personalismi stanno impedendo l'insegnamento degli organi dell'Equa, con il risultato che restano fermi bilanci, programmazione, didattica e scelte strategiche. È una situazione inaccettabile, continua Ida Carmina, è vergognosa, che indebolisce l'unico presidio universitario del territorio, che consente di poter frequentare l'università e gli studi di agrigentini risparmiando i costi degli affitti e delle trasferte in altre sedi sociali d'Italia, senza considerare che ciò accade nella provincia di Agrigento, abbandonata da un punto di vista infrastrutturale, che sconta un profondo gap rispetto alle province siciliane, con una situazione che diventa ogni giorno più insostenibile.
Non è un caso, aggiunge, che si sia dovuto intervenire perfino il prefetto di Agrigento. Il livello di responsabilità politica e l'atteggiamento predatorio di chi usa pure le università come cosa nostra, afferma Carmina, senza alcun riguardo per il bene degli studenti, ha superato ogni limite. Agrigento non è una periferia culturale, non può essere trattata come terreno di occupazione e spartizione politica, sede di ignobili ricatti e personamenti, conclude l'onorevole De Carmina. L'università va difesa, non spartita. Ho chiesto pertanto al Ministro di intervenire con tutti gli strumenti a disposizione, pur nel rispetto delle competenze istituzionali, per sbloccare questa situazione e garantire autonomia, stabilità e futuro al polo universitario agrigentino. L'Aquila apre in grande stile con una diretta su Rai 3, un'ennesima sbeffa ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Ce ne parla Margherita Trupiano. Ennesima sberla per Agrigento, Cenerentola delle capitali della cultura italiane, e arriva dritta dritta dall'Aquila che oggi, tramite una diretta su Rai 3, ha mostrato all'intera Italia una cerimonia di apertura del suo anno da reginetta del bel paese con una sontuosa presentazione, mostrando una chiara vision e un'idea basata proprio sulla rinascita della città, con ospiti di qualità e conduttori all'altezza della situazione. Lo hanno sottolineato a chiare lettere: la cultura serve a valorizzare il capitale umano e la crescita del territorio, qualcosa che anche in passato ha detto il maestro Riccardo Muti. La cultura non esiste, ha affermato, per fare profitto, ma per educare. E qui tutto questo non si è capito. L'Aquila ha voluto non a caso inserire nella cerimonia la canzone di Franco Battiato, La cura, con quel "ti proteggerò e avrò cura di te", cosa che non hanno fatto coloro che si sono con protervia appollaiati sulle poltrone apicali che dovevano gestire l'evento, ridotto ad un mercato senza una programmazione né un contenuto, nel quale l'improvvisazione l'ha fatta da padrona. Con amarezza chiudiamo e stendiamo un velo pietoso, augurando il meglio all'Aquila, nell'attesa che al posto di investire 50.000 euro per utilizzare artifici e sofismi per dimostrare che è stato un grande successo, gli autori del disastro abbiano un momento di dignitosa riflessione e ammettano la loro incapacità. Forse recupererebbero qualche voto per le imminenti elezioni. Open Day era all'Istituto Rita Levi Montalcini alla Margherita Hack di Agrigento. Intervista al dirigente scolastico Luigi Costanza. Preside, oggi giornata di Open Day all'Istituto Rita Levi Montalcini. Una grande affluenza di genitori e di ragazzi che vogliono avere notizie sui prossimi indirizzi che l'offerta del vostro istituto. Sì, oggi è una giornata straordinaria, concludiamo le 3 giornate degli Open Day. Siamo partiti l'altro ieri con la scuola dell'infanzia, ieri con la scuola primaria e oggi concludiamo con la scuola secondaria primo grado. Devo dire che siamo estremamente soddisfatti e contenti per questa partecipazione alle famiglie, ai nostri alunni, di tanta gente che chiede informazioni al nostro istituto. Devo dire che sono veramente orgoglioso e onorato di dirigere un istituto così complesso ma allo stesso tempo molto gratificante per tutti. Mi pregio di dirigere un corpo docente all'avanguardia, supportate dagli uffici segreteria con in testa la nostra segretaria e i collaboratori scolastici, tutti quanti in un unico lavoro di gruppo, di famiglia, portiamo avanti questa scuola per dare risposte sempre concrete alle giovani generazioni. Ricordiamo che il vostro istituto si comprende di altri plessi? Sì, abbiamo diversi plessi che si estendono dalla zona del Villaggio Mosè, stando per Via dei Fiumi, Villaggio Peruzzo, San Leone, però ripeto, mi pregio di condividere assieme ai miei collaboratori e di fare un lavoro molto sinergico e collaborativo allo stesso tempo, e quindi questo ci permette di andare avanti ed avere numeri veramente ragguardevoli. Speriamo di avere qualche ulteriore locale, perché quest'anno pensiamo, stando alle prospettive, di avere delle classi in più rispetto all'anno precedente. Ecco, il vostro istituto si caratterizza anche per le tante attività extracurricolari che fate? Sì, da questo punto di vista c'è un corpo docente, dicevo, molto valido, che stimola i nostri alunni. Noi partecipiamo a tutta una serie di attività
ultimamente siamo stati al Teatro Pirandello per celebrare Agrigento, capitale della cultura, e quello spettacolo ha avuto un notevole successo, un eco veramente straordinario. Abbiamo partecipato ai giochi matematici ricevendo applauso da tutta la giuria e soprattutto diversi nostri alunni sono classificati ai primi posti. Quindi c'è un progetto ad ampio raggio, partiranno a breve dei corsi con madrelingua inglese, quindi c'è un progetto ad ampio raggio che ci permette, ripeto, di dare opportunità formative ai nostri alunni, e la dimostrazione è che questi alunni, quando frequentano le scuole superiori, hanno sempre risultati ottimi. Questo per dire come la preparazione che fornisce la scuola è una preparazione veramente ampia e alta. Anche perché voi li inseguite personalmente? Sì, noi seguiamo il percorso dei nostri alunni tramite le funzioni strumentali ad hoc proposte e seguiamo il percorso che fanno questi alunni nella scuola superiore per capire eventualmente se ci sono come dire, delle mancanze da poter attemperare, per cercare di trovare metodologie nuove. Però ripeto, abbiamo grossi risultati e tutti i nostri alunni, almeno così nei risultati che abbiamo visto, sono sempre rimesso sempre alla produzione migliore nei vari istituti. Passiamo alla cronaca. Sospesa un'attività di un pub in centro città di Agrigento per somministrazione di bevande a un minorenne, elevate sanzioni ad altri 2 esercizi commerciali. Sul provvedimento del questore Tommaso Palumbo. Il servizio. Il questore della provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza un provvedimento di sospensione di un'attività relativa a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevanti del tipo pub nella centralissima via Atenea di Agrigento. In particolare, nella giornata di ieri, il personale della divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento ha eseguito il provvedimento di sospensione dell'attività di esercizio pubblico, in quanto a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Agrigento è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18.
L'attività al predetto esercizio pubblico è stata sospesa per giorni 3. Il sopra narrato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del questore di sospendere e revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Tale potere è diretta espressione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza allo scopo di tutelare la sicurezza e l'incolumità della collettività, in special modo quella giovanile, messa a rischio sia dalla somministrazione di bevande alcoliche a minori di età che dalla presenza negli esercizi pubblici di soggetti controindicati e finanche dediti al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, in occasione dei servizi e sicurezza pubblica disposti dal questore per la Movida Agrigentina, il personale della divisione della Polizia Amministrativa della Questura ha effettuato altri controlli amministrativi a diversi esercizi pubblici nel centro città. A seguito di detta attività finalizzata al controllo soprattutto delle strutture commerciali, di ritrovo dei giovani anche per la verifica delle idoneità dei locali e delle attività svolte al fine di garantire la corretta fruizione degli stessi e l'incolumità degli utenti, sono stati erogati a 2 titolari di esercizi pubblici del tipo pub diverse sanzioni amministrative per un corrispettivo di oltre 5.000 euro. Controllo del territorio da parte dei carabinieri a Canicattì, Castrofilippo, Aragone e Racalmuto. Il servizio. Nella serata del 16 gennaio i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio predisposto nell'ambito delle attività di prevenzione e sicurezza pubblica finalizzate al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa. Il servizio, seguito nelle ore serali e notturne, ha interessato i comuni di Canicattì, Castrofilippo, Aragone e Racalmuto con controlli mirati in diverse zone urbane e nei principali punti di aggregazione. L'attività ha riguardato persone, veicoli e esercizi commerciali, con particolare attenzione al rispetto della normativa di settore, in special modo quella relativa alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche, quale misura di prevenzione di comportamenti a rischio e tutela dell'ordine pubblico. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati accertamenti di polizia, perquisizioni, controlli amministrativi che hanno condotto alla contestazione di varie violazioni al codice della strada, all'adozione di provvedimenti di competenza, alla segnalazione all'autorità amministrativa di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno accertato che nelle prime ore della sera un uomo si era allontanato senza l'autorizzazione dalla propria abitazione per intrattenersi a casa di una donna, una cinquantenne, anche lei agrigentina. Un sessantenne agrigentino è stato arrestato nei giorni scorsi per essere stato sorpreso in flagranza a violare gli obblighi inerenti alla detenzione domiciliare. Giunti subito sul posto, i militari dell'Arma hanno sorpreso il sessantenne all'interno dell'appartamento senza un giustificato motivo e per questo nei suoi confronti sono scattate le manette. Dopo le formalità del rito su disposizione del sostituto procuratore di turno della Repubblica di Agrigento, è stato accompagnato alla casa circondariale Pasquale di Lorenzo. Non è tutto, anche la donna è finita nei guai. All'atto del controllo avrebbe negato la presenza dell'uomo nell'appartamento. A carico della stessa è scattata la denuncia in stato di libertà per le ipotesi di reato di procurata evasione e favoreggiamento. Mafia dei Pascoli, sequestrati beni per 1 milione di euro. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Beni per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Messina a un membro della famiglia del clan dei Tortoriciani. L'uomo, attualmente detenuto in carcere in attesa del giudizio di primo grado, è accusato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla percezione indebita di fondi pubblici dell'AGEA, destinati al sostegno delle attività agricole. Il sequestro è stato effettuato in esecuzione di un decreto patrimoniale, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina, accogliendo la proposta formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tra i beni sequestrati figurano partecipazioni in società, una polizza vita,
18 conti finanziari, 2 autovetture e 64 beni immobili, inclusi terreni che si estendono per 460 ettari, riconducibili direttamente o indirettamente all'indagato. Passiamo ora alla politica. Da 30 anni protagonisti a servizio del Paese. Questo è il tema della convention di Forza Italia oggi a Palermo, alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. È un partito vivace, il partito non è una caserma, ci saranno i congressi in tutta Italia, il congresso regionale, sono gli elettori e gli iscritti che decidono chi fa il segretario regionale, quindi non c'è nessuno che può dire a uno levati o a un altro rimango. Si candidano e i candidati e chi ha più consenso fa il segretario, quindi adesso c'è il segretario che è Caruso e poi il congresso deciderà chi sarà il futuro segretario, come il congresso nazionale dirà chi sarà il futuro segretario nazionale. Questo è un partito dove la base sceglie i propri dirigenti, quindi sarà la base a scegliere i propri dirigenti. Non ho parlato di opzioni diverse, mi hanno detto se Forza Italia rimaneva alla guida della presidenza della regione, ho detto certo. Questa è una regione a guida di Forza Italia e rimarrà a guida di Forza Italia per quanto ci riguarda. Ma la sicurezza è una priorità per tutto il governo. Non c'è qualcuno che vuole più sicurezza e qualcuno che vuole meno sicurezza. La consideriamo una priorità. Dovrà essere proibito ai giovani che non hanno raggiunto la maggiore età di acquistare anche armi da taglio, ma si tratta anche di far sì che i giovani all'interno delle scuole abbiano una formazione che punti anche a fare riconoscere e studiare e assorbire quelli che sono i valori fondanti della nostra società. C'è una cultura della violenza, non può passare, quindi non è soltanto una questione di normative che servono o di linee della fermezza che serve, il controllo del territorio assolutamente sì. Abbiamo anche detto qual è la nostra posizione: finché non ci saranno più poliziotti, più carabinieri, più finanzieri, Strade Sicure dovrà rimanere in vita, dovranno esserci sempre militari dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica che contribuiscano alla garanzia della sicurezza. Serve anche un'azione culturale, far capire quali sono i veri valori, il rispetto della persona. È incredibile che un ragazzo a scuola accoltelli un compagno di scuola perché c'è una foto di una ragazza postata sui social. Questo è inconcepibile, però bisogna formare queste persone, i giovani, e far capire loro quanto è preziosa la vita, che non può esserci una società dove tutto si regola con la violenza e con l'uso dei coltelli, questo assolutamente no. Io sono il segretario di un partito e fino all'ultimo giorno che eserciterò questo ruolo lo farò solo nell'interesse del partito e non personale, per cui io credo che chiunque è libero di esprimere, forse in maniera anche un po' più corretta, le proprie decisioni. Noi abbiamo in maniera condivisa a livello nazionale deciso che il nostro partito è un partito democratico che attraverso sistemi democratici, cioè il congresso, sceglierà la propria classe dirigente. È in quella sede che si faranno le proposte, è in quella sede che è la base del nostro partito. Rivendico con forza che noi quest'anno come partito abbiamo fatto ben 50.000 iscritti, credo che questo sia una testimonianza di grande forza e di presenza territoriale. In quella sede ognuno è libero di poter fare le proprie proposte. Io faccio il segretario e mai dirò una parola fuori posto, perché credo che il ruolo di chi ha questa responsabilità è tenere unito il partito. I congressi saranno stabiliti, credo che inizieranno intorno ad aprile, almeno questa era un po' la linea che volevamo dare. Credo che abbiamo molta attenzione prima e concentriamoci sul referendum che sarà il 21 e il 22 di marzo, su cui Forza Italia ha una precisa indicazione e credo che le nostre forze prima vadano assolutamente concentrate lì. Subito dopo avremo un momento anche di democrazia all'interno del nostro partito, ma in questo momento ci sono delle priorità. Nomi ce ne sono più di uno.
Questo non significa che è arrivato il momento di poter esplicitare una o un'altra candidatura. Aspettiamo di verificare quante saranno le tessere, aspettiamo di capire quale sarà la data del congresso, aspettiamo poi che ci sia anche un confronto anche interno. Attenzione, non ci sono posizioni talebane nel modo più assoluto, e chi mi conosce sa che più degli altri io sono un grande negoziatore, sono una persona aperta al confronto, ma soprattutto guardo, così come faccio ormai da diversi decenni, all'unità del partito, che per me rappresenta il principio irrinunciabile. E il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ha incontrato oggi il presidente della regione Renato Schifani. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha incontrato questa mattina a Palazzo d'Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani. Nel corso della visita istituzionale è stato affrontato il tema dell'attualità politica internazionale, in particolare quello dei dazi doganali e dei possibili riflessi sul sistema produttivo e sull'export siciliano. Tajani e Schifani hanno definito i termini dell'accordo che a breve il Ministero, attraverso la rete degli istituti del sistema Italia all'estero, firmerà con la Regione per rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese siciliane. L'intesa prevede un coordinamento per sostenere export, investimenti e promozione del patrimonio culturale e creativo dell'isola, offrendo alle aziende strumenti concreti per competere sui mercati internazionali. Schifani ha ricordato gli interventi voluti dal governo della regione in favore delle imprese e la norma, poi stralciata dalla finanziaria, che destinava 10 milioni di euro per sostenere i costi di esportazione delle aziende. Il presidente Schifani ha confermato a Tajani la volontà di presentare nuovamente l'emendamento. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato il preallerta meteo ai sindaci e ai responsabili della Protezione Civile in merito all'ondata di maltempo prevista dal prossimo lunedì 19 gennaio. Dalle prime ore, infatti, di 19 gennaio e martedì 20 è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti, di burrasca dei quadranti orientali, Levante e Scirocco, precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità. Nelle more dell'emissione degli avvisi meteo ufficiali si ritiene pertanto necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative per un'adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi. Si legge in una nota firmata dal capo del Dipartimento Salvo Cocina. Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative. E i vescovi siciliani hanno detto sì al processo di beatificazione di Don Gerlando Re. L'intervista a Enzo Di Natali. I vescovi siciliani hanno dato il parere positivo per la beatificazione di Don Gerlando Re. E questa è una bella data, un bell'evento per la diocesi di Agrigento, perché dopo tanti anni i vescovi siciliani hanno dato l'ok per iniziare il processo di beatificazione di un giovane sacerdote della diocesi di Agrigento, Don Gerlando Re. Questo significa che i vescovi hanno valutato che ci sono gli elementi fondamentali per iniziare un processo che avrà il suo iter. Durante questo processo saranno raccolti scritti e testimonianze e poi la stessa Chiesa valuterà se bisogna riconoscere il martirio. Questo giovane sacerdote è stato ucciso nel lontano 1949 perché stava durante un conflitto a fuoco confessando un mal capitato che stava per morire. L'altro malvivente andò e gli disse: se tu lo confessi, lo assolve, si dice in questo caso in articolo mortis, io ti uccido. Così questo giovane sacerdote si trova tra l'incudine e il martello, tra un dovere da assolvere e una pistola puntata. Lui scelse di fare il servizio fino all'ultimo, quello gli sparò e uccise
Don Gerlando Re, un vero martire. Siamo in un contesto difficile come quello del 1949 e così dopo tanti anni si è arrivati al punto che è il momento di iniziare un processo per riconoscere le virtù eroiche di questo giovane sacerdote della diocesi di Agrigento. Quanto potrà durare questo processo? Questo non si sa, può essere lungo, lunghissimo e anche breve, dipende dal materiale che sarà raccolto e anche dalla valutazione che ne verrà fuori e poi eventualmente di un miracolo che Don Gerlando Re in cielo potrà fare. Linea alla regia per la pubblicità. A Terme Vigliatore 200 vivaisti riuniti per il futuro del settore. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Compattezza senza precedenti nel mondo vivaistico messinese. Circa 200 imprenditori si sono riuniti nei giorni scorsi a Terme Vigliatore per ribadire la dignità di un intero settore e tracciare la rotta per il futuro. È stata una riunione storica per entusiasmo e partecipazione, con produttori provenienti da Falcone, Furnari, Mazzarà Sant'Andrea, Terme Vigliatore, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Insieme hanno rivendicato l'eccellenza del polo produttivo, che oggi rappresenta il cuore economico e l'avanguardia agrotecnologica della provincia di Messina. In una sala gremita come non mai, il segnale più forte è arrivato dalla composizione della platea. Accanto alle figure storiche e ai veterani erano presenti tantissimi giovani imprenditori. Questo incontro generazionale rappresenta la vera forza dell'iniziativa. È innegabile che l'evoluzione del settore ha generato una crescita del territorio con qualche incongruenza e piccole differenze. Se i veterani hanno avuto la caparbietà di far nascere questo polo dal nulla, tra vocazione e resilienza, alle nuove generazioni viene oggi affidata la sfida della modernità. L'approccio attuale, supportato dai mezzi di comunicazione digitale, permetterà di restare coesi e raccontare con trasparenza il valore del settore. La realtà produttiva messinese si arricchisce inoltre di storie autentiche di integrazioni. I collaboratori europei ed extracomunitari sono ormai parte integrante del tessuto locale. Molti hanno acquistato case e trasferito qui le proprie famiglie. I loro figli crescono insieme a quelli dei titolari. L'esempio emblematico è la frazione di Vigliatore, dove ogni mattina ci si sente immersi nelle culture del mondo. Per le vie che portano a scuola si incontrano genitori di almeno 11 etnie diverse. Una comunità multiculturale unita dal lavoro regolare, dove i ragazzi studiano e giocano insieme e i genitori si confrontano nel rispetto delle proprie radici. Durante i vari interventi è stata tracciata un'agenda di temi che verranno affrontati progressivamente, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Le aziende d'altronde sono chiamate dai mercati a seguire rigidi protocolli di produzione, a garanzia della qualità e del rispetto dell'ecosistema. È stato ricordato però come il vivaismo sia di fatto pur sempre un'industria verde, un patrimonio di biodiversità con milioni di piante che pur nel quadro delle necessarie pratiche culturali restituiscono ossigeno al territorio. Ne prova la costante presenza di insetti pronubi, api, farfalle e uccelli, garanti naturali di un ambiente sano. Senza questa armonia, gli agrumi ornamentali non potrebbero fruttificare. La finalità dell'iniziativa è la creazione di un'associazione di categoria autonoma e apolitica. Fare squadra permetterà di avere una voce unica per affrontare le calamità naturali, cogliere opportunità tecniche innovative e dialogare con le istituzioni di ogni livello. Il settore vivaistico ad oggi è il polmone finanziario della zona, una forza che alimenta l'economia sia diretta che indiretta, distribuita sul territorio in modo capillare. Con queste premesse, nei prossimi giorni verrà creato un gruppo di rappresentanza composto da 2 vivaisti per ogni comune. La serata si è conclusa con una cena conviviale in un clima festoso ma determinato. Passiamo ora alle notizie sportive con questa ampia panoramica curata dal collega Carmelo Lentini.
Nel campionato di Serie D Girone Il Castrum Favara cerca punti di riscatto sul campo del Forte Milazzo. In panca è ritornato Pietro Infantino al posto di Nicolò Terranova e la trasferta in terra peloritana è stata preparata con un certo puntiglio. La classifica non è delle migliori, ma il campionato è lungo e con un po' di fortuna la scalata non è poi così difficile. Chi si sta facendo invece strada è la Regina. E domenica dopo domenica riesce a rosicchiare posizioni importanti per l'alta classifica. A Gela di scena del Messina senza Pippo Romano che è stato esonerato in settimana, mentre a Caltanissetta si attende la Gelbison dopo la sconfitta patita ad opera della Regina. In eccellenza ancora in casa il Licata di Lillo Bonfatto che affronta al Liotta il Don Carlo Misilmeri. Fuori a Bagheria contro il locale 90011 il Camarat di Fabrizio Cammarata, mentre l'Unità si sciacca che ha pescato nel calciomercato Piero Condaldi se la vedrà fuori con il CUS Palermo. Scendiamo ancora di categoria, in promozione A continua a distanza il duello tra Priolo e Acragas e la promozione D, scusate. La compagine siracusana si ritrova in vetta alla classifica con 5 punti di vantaggio sulla compagine dei Templi e così continua imperterrita la sua corsa verso l'eccellenza. Domenica prossima la capolista affronta tra le mura amiche il Santa Croce Soccara e i pronostici sono tutti in favore del Priolo. Vedremo come andrà a finire, anche perché il calcio, lo sappiamo tutti, è imprevedibile e tutto può succedere. Nella gara di andata invece l'Agragas si impose sul noto prossimo avversario a conclusione di una gara molto combattuta con il risultato di 2-1 in rete Giamma e Tripoli, mentre Miraglia per gli ospiti ha siglato il gol con un calcio di rigore. Sempre in promozione però Girone A, l'Aragona è sempre leader della classifica ma tende a non commettere passi falsi. In agguato ci sono sempre Gemini ed Alcamo ed in questo turno dovranno confrontarsi rispettivamente con il Città di Casteldaccia ed il Mazzara. In casa la compagine del DS aragonese Gigi Di Benedetto invece giocherà con l'Aspra, un impegno certo non molto difficile ma da attenzionare. Infine in prima categoria l'Empedoclina dopo la parentesi di Coppa Italia con il Cianciana, con quest'ultima che accede ai quarti di finale, si prepara ad affrontare a Collura il Forte Prizzi in una gara molto importante ai fini dell'alta classifica. Il Cianciana se la vedrà fuori in anticipo con lo Sporting Termini, mentre l'Alessandria da Rocca si reca in casa del Villabate. Allora ti chiedo intanto subito quanti gol hai fatto di testa quest'anno? Se non sbaglio 3. E nella tua carriera? Ho fatto 5 totali. È una buona media, diciamo che la stai superando qui all'Acragas con dei gol di testa importanti, un ottimo stacco e dei gol di testa importanti. Ci prepariamo a questa trasferta di domenica a Noto. Come stai? Io personalmente sto benissimo. Sappiamo che è un avversario tosta, quindi stiamo preparando la partita nei minimi dettagli. Tipo di avversario ti aspetti domenica? Come sempre, no, tutti sono difficili. Noto è un'ottima squadra, quindi sappiamo che sarà una partita difficile, ma siamo pronti a affrontare tutti. Vi siete parlati in questi giorni, vi siete detti tante cose, che cosa vi siete detti soprattutto? Soprattutto lo sappiamo che abbiamo fatto un passo falso e stiamo cercando di recuperare i ricordi che abbiamo perso. Recuperando i punti che abbiamo perso soltanto con il lavoro, quindi spero che stiamo facendo bene, stiamo lavorando bene, il gruppo è sano, siamo tutti insieme, stiamo stretti perché è un momento veramente difficile e solo insieme possiamo affrontare questi momenti e spero che superiamo questo momento. E l'Acragas come va? Benissimo, 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 benissimo. Sarà l'Aspra Bagheria l'avversario domenica dell'Aragona, avversario che lotta per salvare la categoria. L'obiettivo è quello di non sottovalutare l'avversario. Che Aragona ti aspetti domenica contro l'Aspra Bagheria?
Ma deve essere una Aragona combattente come sempre, perché incontriamo una squadra che mi pare che sabato abbia preso 6 gol in casa, quindi vorrà sicuramente riscattarsi e dare il massimo, ma noi giochiamo in casa, giochiamo per vincere tutte le partite e quindi non possiamo fare sconti a nessuno. Quali insidie nasconde questa partita? Ma come ho detto nasconde l'insidia sicuramente di una squadra che vuole riscattarsi, poi una squadra che deve lottare per salvarsi, quindi venderà sicuramente cara la pelle. Mentalmente, fisicamente, come sta l'Aragona? Ma stiamo bene, si è visto nelle prime 2 partite. Questa pausa natalizia ci è servita per recuperare qualche acciaccato, recuperare fisicamente e quindi stiamo bene. In testa al campionato si sta ovviamente benissimo, ma da adesso in poi ogni partita sarà una battaglia. Certo, giocheremo, ci siamo detti nello spogliatoio che dobbiamo giocare tutte le partite per vincerle. Abbiamo fatto bene queste 2 partite, ora le dobbiamo archiviare e pensare all'Aspra di domenica. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi sabato e vi auguriamo un buon fine settimana.